Come vorrebbe venisse ricordato suo marito Vittorio Zanini? Zorro, spada e cuore, difensore dei deboli, voce degli umili, voce per gli umili, portatore d'acqua, portatore d'acqua per tutti, per il bene di tutti, della città e non solo. La scomparsa di Vittorio Zanini ha colpito tutta Treviso e non solo. Tra i primi a commentare il presidente del Veneto Luca Zaia, che sottolinea come Vittorio ci lascia il ricordo di un innamorato della sua terra che si è sempre messo a disposizione. Per il sindaco di Treviso Mario Conte perdiamo una colonna portante della politica cittadina e della nostra squadra. Una caratteristica di Vittorio, mai allineato, mai sempre come dire, critico ma in modo costruttivo. Lui ci metteva, come dicevo, la passione in tutte le cose. Un giorno è entrato in giunta con un morso di cavallo e dicendo a Giancarlo Gentilini: ecco, questo è l'unico modo per metterti qualcosa in bocca per farti star zitto. Ah sì, lui potevano cambiare i colori, ma girava sempre con il portachiave della DC e io in cambio, per ridere, avevo il portachiave del Partito Repubblicano. Dall'egemonia democristiana all'amministrazione leghista di Gentilini. Credo che avesse compreso com'era la necessità di amare il popolo e credo che Zanini abbia lasciato una grande eredità di affetti per cui riposerà in pace.